Buonasera amici di Directa Sport, benvenuti al comunale di Santa Maria Coghinas. È tempo di Coghinas contro Arzachena, gara che vale per la terza giornata del girone B del campionato di promozione. Un gol per lui fino a questo momento. Subito il cross alla ricerca di Tugulu che calcia col sinistro e poi Radovanovic. La bandierina era rimasta giù. Ecco il corner battuto verso il primo palo, la palla passa incredibilmente, poi colpo di testa tentato da Augusto Bonivardi. Olmetto con le mani, trova soluzione in Virdis. Mette palla sul destro il numero 23, tiro cross, arriva Seu! Roberto Seu! Meno di un quarto d'ora per sbloccare la partita, il Coghinas è avanti, Roberto Seu 1-0. E ora il Coghinas è avanti 2-0. Serve una reazione all'Arzachena. 1-0 ovviamente. Eccolo il pallone, ottimo per Lorenzo Zela. Tugulu, Radovanovic, gran lavoro di difesa del pallone. Virdis ancora, Virdis stavolta calcia lui. Ruzzitu lo aspetta lì. Mette fuori il pallone greggio, può correre allora Zela. 1 contro 1 con Carruccio, la palla passa ma trova solo Ligios e lui a servire Bonivardi. Bonivardi col sinistro, Perez la lascia lì, arriva Gargiulo, ha pareggiato l'Arzachena, Stefano Gargiulo, è 1-1. Errori da una parte e dall'altra, fatale quello del Coghinas. Solo Zela rimane alto per i biancoverdi. Si allontana Matteucci, va Virdis, la palla passa! Tentativo di colpo di testa di Ligios. Occhio adesso alla possibilità per Gargiulo col sinistro. Perez in due tempi fa suo questo pallone. Tocco con Fernandez, arriva ancora il cross con Lorenzo Zela, ha ribaltato la partita l'Arzachena, il gol di Zela che vale il 2-1. Costruita in maniera egregia questa azione offensiva da parte dell'Arzachena. Subito la ricerca di Dukar, Radovanovic dentro l'area, Radovanovic è arrivato ancora una volta Seu, è 2-2. Ha ripresa subito il Coghinas, lavorone sulla destra di Radovanovic, davvero difficile da spostare quando piazza il fisico. E cross preciso, potente al centro. Vittor Arzachena in avanti, palla per Zela però imprecisa, allora Val si corre a sinistra con Virdis protagonista, altro duello ancora verso Dukar, il tocco per Seu dentro l'area, Seu arriva il cross, la palla è entrata, è ancora autogol, è 3-2 per il Coghinas. Giallo contro Ruzzitu, imbestialito dalla chiamata dell'arbitro. Non riesce a far correre Fossati, allora Criado da Virdis, palla complicata, preda di greggio, Gargiulo col destro, Perez. Ottima uscita di Busu, Olmetto verso Radovanovic, gran controllo, poi sinistro, Ruzzitu. Aspetta lì il pallone. Voleva probabilmente mettere in corner ma non ci è riuscito, allora possibilità per Goi, occhio perché la palla passa ancora, filtrante interessante dentro l'area, ancora Arzachena con la possibilità di Fossati, Zela! Lorenzo Zela è 3-3, ha pareggiato ancora l'Arzachena quando siamo dentro il minuto 39 di secondo tempo. Immobilismo inspiegabile al limite dell'area per il Coghinas. Errore di Criado, può crederci allora l'Arzachena, gran partita oggi al comunale. Virdis da Dukar, c'è spazio per Lamin Dukar, può correre Lamin Dukar dentro l'area al numero 21, sfida Bonacquisti, passa Dukar, mette col sinistro, Ruzzitu, è lì che l'aspetta. Dukar è un regalo questo per Gargiulo che ne approfitta a metà. Fossati completa il passaggio verso Bonivardi, ancora Bonivardi da sinistra, eccolo il pallone per Goi, sinistro, il salvataggio di Carruccio, l'Arzachena non riesce a segnare, va Criado corto
sul limite dell'area, ma non c'è più tempo. Fischia 3 volte Rosanna Barabino, dividono la posta. Coghina 6, Arzachena è un spettacolare 3-3 a fine di 90 minuti intensi giocati con folate da una parte e dall'altra.